Al termine di 7 anni di latitanza, un 39enne albanese, ritenuto dalla Procura di Venezia vertice operativo e decisionale di un'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga in mezza provincia di Venezia e in altre zone del Veneto, è stato rintracciato e arrestato a Dubai dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti su indicazione della Polizia di Stato italiana. Le indagini della squadra mobile di Venezia e del servizio centrale operativo, condotte tra l'altro con l'impiego di tecnologie avanzate nel campo della sorveglianza elettronica, hanno consentito di arrivare al ricercato anche attraverso gli spostamenti dei suoi familiari. L'avvocato Fabio Crea non ha ancora avuto modo di contattare il suo assistito. Nel momento in cui viene arrestato in uno stato estero, in particolar modo negli Emirati Arabi, non è che viene avvisato il difensore italiano. Se e quando sarà portato in Italia, allora avrò modo di incontrarlo. Verificherò attraverso il Ministero della Giustizia quelle che sono le condizioni detentive negli Emirati Arabi e se è il caso andrò a trovarlo. In quel momento saprò quelle che sono le sue scelte, che sono scelte assolutamente personali. La Procura di Venezia ha ricordato che all'epoca dei fatti l'oramai ex latitante viveva a Noale e curava direttamente la gestione dei canali internazionali di approvvigionamento degli stupefacenti, dirigendone poi la distribuzione sul territorio veneziano e in diversi centri della provincia, tra cui Mestre, Scorzè, Noventa di Piave e Jesolo. Quello che viene indicato, è stato indicato nella stampa, è un cumulo di 3 sentenze, 2 per stupefacenti e un reato di lesioni. Il residuo pena è di 7 anni e 3 mesi e quindi qualora dovesse essere portato in Italia ci sarà da espiare un paio d'anni, tenuto conto che 2 anni li aveva già fatti in custodia cautelare e poi potrà accedere alle misure alternative come l'affidamento in prova, essendo soggetto radicato anche nel territorio italiano. L'arrestato è già stato condannato a 8 anni e 7 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Le sentenze sono definitive. In primo grado era stato condannato a 12 anni e 9 mesi, in quanto il giudice di Venezia aveva ritenuto che fosse il capo promotore dell'associazione. Accusa poi che siamo riusciti a far cadere e derubricare avanti la Corte d'Appello con una cospicua riduzione di pena da 12 anni e 9 siamo andati a 5 anni e 4 mesi proprio in considerazione della esclusione del suo ruolo verticistico.